Ritorniamo in diretta, parliamo di calcio. Il Catania ritorna a vincere in trasferta, anzi a stravincere 5-1 contro il Taranto in una partita senza storia, ma sentiamo subito le parole di mister Toscano nel dopo partita al microfono di Marco Carli. Il risultato magari può far pensare che sia stata una partita facile, ma non dimentichiamo che il Taranto ha battuto l'Avellino, ha battuto il Picerno, ha battuto il Cerignola. Era fondamentale avere l'approccio giusto, perché è normale che stanno attraversando un momento di difficoltà, ma dovevi rimanere sul pezzo e approfittare di questa situazione e della voglia che avevamo noi di tornare alla vittoria fuori casa. Il Palermo invece ieri ha perso contro la Carrarese, deluso il tecnico Dionisi, sconfitta giusta. Marco Gullà. Sconfitta che ancora una volta figlia della discontinuità. Il Palermo a Carrara ha nuovamente rispettato il copione. Nel momento di compiere il salto di qualità non ha risposto presente. Il gol di Spendi su errore clamoroso di Gomez era nell'aria soprattutto dopo un doppio salvataggio di Desplanche e Ceccaroni. Primo tempo dove abbiamo avuto il pallino del gioco, ma abbiamo creato poco, siamo stati prevedibili, lenti, ci concedevano quello che sapevamo, le zone di campo che sapevamo di dover sfruttare, e poi quando arrivavamo negli ultimi 30 metri siamo stati leziosi, lenti, poca imprevedibilità, e questo poi l'abbiamo pagato nel secondo. Pochissime occasioni create, gli esterni che girano a vuoto e gli attaccanti mai pericolosi, soprattutto Henry, tra i pochi a salvarsi Andrea Ranocchia. Ci abbiamo provato soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo in maniera magari meno ordinata, ma comunque eravamo molto decisi nel voler portare a casa il risultato, e questo gol ci ha un po' tagliato le gambe, e poi non siamo riusciti a mettere dei palloni in area per ribaltare il risultato, appunto. Domenica Rosanero di scena al Barbera contro il Catanzaro, ma il treno delle big è ormai lontano. E ancora una sconfitta casalinga per il Messina, superato dal Foggia, quartultimo in classifica, come ci racconta Sergio Colosi. Terza sconfitta in 4 gare al Francoscoglio per il Messina, battuto da un buon Foggia trasformato dalla Curazzauri, 11 punti in 5 gare. Lo 0-3 mette 2 sentenze, per la salvezza non ci sarà il Foggia, squadra destinata ad altri lidi, mentre i giallorossi tra crisi societaria e tecnica sono ad un passo dal baratro e da una crisi irreversibile. Il Messina dura mezzo tempo, poi dopo l'errore di Krapicas sul vantaggio di Mazzocco si scioglie. Reagisce di puro istinto con i tentativi di Petrungaro e Petrucci, ma dall'altra parte Perina è una garanzia. Il Foggia, già malconcio, perde altri 2 pezzi per infortuni muscolari, ma la panchina è lunga e di qualità. Il Messina esce di scena definitivamente nel secondo tempo, dopo l'errore sotto porta di Anatriello. Dal possibile 1-1 al raddoppio il passo è breve. Krapicas si disimpegna male, gli ex Mausso e Zunno sentono aria di casa e costruiscono il raddoppio di Mazzocco, prima del tris nel recupero dello stesso Mausso. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, il TG finisce qui, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.